vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore di spirito nuovo, vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, sempre servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Cristo, tuo Figlio, e vive e regna con tutti i Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni, mentre il re Antioco percorreva le regioni settentrionali, sentì che c'era in Persia la città di Elimaide, famosa per ricchezza, argento e oro, che c'era un tempio ricchissimo dove si trovavano armature d'oro, corazze e armi, lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re Macedone che aveva regnato per primo sui Greci. E cercava di impadronirla e di depredarla, ma non vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città che si opposero a lui con le armi. Egli fu messo in fuga e dovette ritirarsi con grande tristezza e vergogna. Venne poi un messaggero a dargli sconfitte le truppe inviate contro Giuda. Lisia si era mosso con un esercito tra i più agguerriti, ma era stato messo in fuga dai nemici, i quali si erano rinforzati con armi e truppe e ingenti spoglie, tolte alle truppe che avevano sconfitto. E inoltre avevano demolito l'abominio da lui innalzato sull'altare a Gerusalemme. Avevano cinto di alte mura come prima il santuario e Bet-Sur, che era una sua città. Il re, sentendo queste notizie, rimase sbigottito e scosso terribilmente. Si mise a letto e cadde
che non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Gli amici sono e oppresso dai dispiaceri. Ho detto in cuor mio, in quale tribolazione sono caduto, in quale terribile agitazione sono giunto. Io che ero così fortunato e ben voluto sul mio trono, ora mi ricordo dei mali che ho commesso a Gerusalemme, portando via tutti gli arredi d'oro e d'argento che vi si trovavano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono questi mali, ed ecco, muoio nella più profonda tristezza in paese straniero. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ringrazierò, Signore, per la tua salvezza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, annuncerò tutte le sue in te, canterò, Signore, per la tua salvezza. Mentre i miei nemici tornano indietro, davanti a te inciampano e scompaiono. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Esulterò, Signore, per la tua salvezza. Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato, nella rete che hanno nascosto si è impigliato il loro piede, perché il misero non sarà mai dimenticato, la speranza dei poveri non sarà mai delusa. Esulterò, Signore, per la tua salvezza. Alleluia, alleluia. Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda. Scritto, e lo prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. Chi sono avute in moglie? Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. E poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene.
alcuna domanda. Parola. Siamo verso la conclusione dell'anno liturgico e la parola del Signore ci porta a riflettere anche sul senso e significato della nostra vita. Abbiamo cantato il Vangelo, il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e per mezzo del Vangelo. La prima lettura ci porta alla riflessione che fa il re Antioco, che ormai anche lui sta concludendo la sua vita e ha avuto tante cose e si domanda di fronte a delle sconfitte sul senso della sua vita e cade in depressione. Può succedere anche a noi, perché vediamo come non siamo più come abbiamo una volta, non riusciamo più a completare e a manifestare tutta la nostra energia e si guarda al futuro e possiamo cadere in depressione se la nostra vita non è incentrata sulla parola del Signore. La prima lettura ci prende il Vangelo, siamo ancora al capitolo 20 di San Luca, dove ci sono varie occasioni che i giudei, sadducei, farisei pongono metterlo alla prova. E anche quest'oggi c'è una discussione molto semplice, se la guardiamo dal punto di vista dei sadducei, i quali, ci dice Luca, dicono che non c'è risurrezione. E citano proprio un esempio che si trova nelle vite, un caso particolare, per mettere in evidenza, proprio perché secondo i Sadducei la vita futura è una continuazione un po' della vita presente, sì, un po' cambiata, ma insomma. Mentre la risposta del Signore è molto più profonda. Come la vita futura non è come la continuazione della vita presente, ma è tutt'altra cosa. E infatti dice: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Allora ci fa comprendere questa risposta come sarà la vita, come è la nostra vita. Qualcuno magari può leggere anche attraverso questa pagina un disvalore del valore del matrimonio, ma mette in evidenza invece che il nostro rapporto col Signore, in cui certe realtà non avranno più bisogno di esserci perché saremo già tutti in Lui. E allora il rapporto anche tra noi, tra moglie e marito, eccetera, sarà nella misura dell'amore, non tanto nella continuazione di una vita sessuale anche presente nella vita terrena. E allora vediamo come il Signore sottolinea che nella vita di là c'è un rapporto col Dio dei vivi, vivente, e non dei morti. E quindi fa comprendere come anche i nostri che ci hanno preceduto sono già arrivati in una vita senza fine. Allora anche per noi la risposta non è come saremo o non saremo, ma il credere che questa vita che è iniziata in noi non muore, ma nel Signore vive per sempre. Ecco perché la morte fa vivere per noi la risposta del Signore che ci
ci dice che è un Dio che è presente in mezzo a noi, che illumina il nostro vissuto e dà significato non solo per adesso ma per la vita eterna. Ecco allora la nostra riflessione, che dovrebbe essere non tanto quello che abbiamo fatto fino adesso, ma quello che possiamo ora ancora fare in attesa dell'incontro con Lui. La certezza che risorgeremo da morte per una beatitudine eterna, se saremo trovati fedeli, rivolgiamo la nostra fiduciosa invocazione al Dio della vita dicendo: Signore, aumenta la nostra speranza. Signore, aumenta la nostra speranza. O Signore, Padre, fa la sua speranza unicamente in te e nelle tue promesse, compiute nella risurrezione del tuo Figlio amato. Preghiamo. Signore, aumenta la nostra speranza. O Signore del cielo e della terra, concedi il tuo timore ai potenti di questo mondo, perché amino il popolo a loro affidato e lo governino con spizio. Preghiamo. La nostra. O Signore, Dio, non nascondere il volto a quanti sono immersi nelle tenebre. Preghiamo. Signore, aumenta la speranza. O Signore della vita e della morte, ricordati di tutti i defunti che non godono ancora pienamente dell'unione con te. Preghiamo. Signore, aumenta la nostra speranza. O Signore, fonte di ogni santità, aiuta la nostra comunità ad alimentare la unione con Gesù. Preghiamo. Signore, aumenta la nostra speranza. E continuiamo a pregare per il dono della pace, lì dove oggi c'è ancora guerra. Preghiamo. Signore, aumenta la nostra speranza. Dio Onnipotente, soccorrici nella prova e sostieni la nostra attesa dell'incontro col Signore risorto, che vive e regna con te per i secoli eterni. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni offrire il sacrificio gradito a Dio. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. Non tua grandezza, ottengono la grazia e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese e bevete per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce solo corpo. Pasa di la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da Signore da tutti i mali. Con l'aiuto della tua misericordia, sempre liberi e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli. Il Signore sia sempre con voi. Agnello. Agnello, togli i peccati del mondo, beati la cena dell'agnello.
109. Cristo agnello mistero d'amore, ti loderemo ora e sempre vita. Tu per lui soffri la morte, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. All'uomo donasti la vita, loderemo ora e sempre nell'eternità. Anche noi siamo in te nel mistero. Preghiamo. Nutriti da questi momenti, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria, nell'amore nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 256. Lieta armonia
del mio spirito si espande. L'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande. Umiliancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande bene mi fece il creatore, solo è buono, lui solo è buono, e me beata dirai in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, lui solo è santo.